Cresce la preoccupazione degli inquilini ATER che si vedono lievitare fino al raddoppio il canone di affitto mensile delle case popolari in virtù della nuova legge regionale nata proprio a tutela dei più deboli per scovare i furbetti e mettere a disposizione di chi è in graduatoria da tempo le case occupate da chi invece non ne ha più diritto, ma che in forza di un meccanismo forse non previsto per sforamenti dell'ISEE dovute ai risparmi di una vita in caso di persone anziane o al conteggio di carichi familiari sta facendo rischiare lo sfratto a molti inquilini. E poi ci sono le associazioni degli inquilini che chiedono alla Regione di mettere più soldi nel fondo di solidarietà previsto dalla legge. La Regione ha promesso di mettere mano nuovamente alla norma per correggere questi aspetti. Allora, la legge prevede un fondo di solidarietà e quindi tutti i comuni hanno in dotazione nel fondo di solidarietà la possibilità anche di intervenire nei casi sociali, quindi lo possono fare. Quindi questa è una prerogativa che è inserita in legge, quindi non una prerogativa solo di Padova, ma la possono fare anche altri comuni perché in legge è previsto il fondo di solidarietà che è comunque coperto poi da tutti i vari proventi delle varie ATER e quindi è una cosa che noi auspichiamo che anche altre amministrazioni facciano. È chiaro che noi abbiamo visto questa legge, è una legge nuova, arriva a 20 anni di distanza dall'ultima legge, prima c'era un parametro che era il reddito, oggi siamo con un parametro ISEE che è sicuramente un parametro più equo e quindi un parametro che mette in evidenza giustizia e equità sociale, soprattutto per le persone meno ambienti e per le classi e le categorie più fragili. Oggi a legge in applicazione abbiamo visto che ci sono sicuramente delle questioni che vanno risolte, facciamo dei casi ben specifici. Abbiamo degli anziani che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro, 17, 18, 19.000 euro oppure 21, 22.000 euro, voi sapete che la soglia è dei 20.000 euro di ISEE, che però nel corso degli anni hanno messo via qualche soldo per pensare alla casa di riposo eccetera, stiamo trovando dei meccanismi per salvaguardare queste categorie perché non siano penalizzate, quindi stiamo lavorando anche su dei correttivi che vadano incontro effettivamente a delle questioni che abbiamo visto oggi, che prima erano sconosciute e che stanno emergendo. Accanto a questo però siccome è una legge io credo di giustizia sociale, non possiamo sicuramente pensare che gente che oggi utilizza una casa popolare e che abbiamo visto e accertato che ha altre proprietà o anche somme ingenti, abbiamo trovato persone con 300, 400, 500, anche più di 500.000 euro in banca, probabilmente forse la casa di edilizia popolare spetta a qualcun altro.